Un saluto a tutti e bene cattauso, bene tornato su tre giornali nostri, edizioni speciali, spregontus su TG de Sardegna 1. Se ricordo che vorrei cattai trasmissioni de Sardegna 1 su sito internet, sardegna1.it, uno con sul numero, tenete su finza su una pagina Facebook e un profilo di Instagram. Oggi è una puntata a tutto dedicare alla lingua sarda e alla sociologia e alla tecnologia, argomento su dunque di importo differenti in meta in qualche maniera. E adesso fu da con un strangio speciale di Areros, Alessandro Mongili. Tornaso, grazie Alessandro Mongili per la sua partecipazione a questa trasmissione nostra. Alessandro Mongili è professore circarori universitario in Padova. Sociologo, si ha dottorato all'Università di Urbino con una tesi che fu edera de intelligenze scientifiche in Unione Sovietica, dunque Mongili è esperto pure de Russia, dell'Unione Sovietica, che volevo per eso fu da finza di questo argomento. Da noi cominciamo, Alessandro, cominciamo da si sfendi in Padova, che arrivati circa che si sfendi in suo Dipartimento di Filosofia e Sociologia. Una di buona a tutti, grazie a me di aver invitato noi a tu e a questa televisione. Dunque, in questo momento devo tornare a lavorare a Pizzo del Susardo, stiamo cominciando una circa no a Pizzo di informatica, Narauso e Susardo. Devo mi occupo di proschidotto di tecnologia e di infrastruttura, è un argomento che ha posi un po' anni, infrastrutture informatiche, piattaforme e in noi si trabalhando a pizzo di questa scienza e questa tecnologia in luoghi come la Sardegna, dunque è un po' marginale. Lingua sarda e tecnologia sanosa, sagoia perfetta, naros di aici, posso benidori de Susardu? Posto venitore e posto tempo presente, poi a Susardo e tornavo a Pillo con internet, potevo suonare. Quando in 1999 in Colonia, in Germania, hanno fatto la lista di colonia, che è stata la prima AINA, il primo trasto informatico di Susardo, dunque in primi anni del web, insomma, nel primo decennio del web. E dunque l'informatica su web, internet, ha donato un logo meta a Susardo può essere tornato a Pillo, una cosa questa prima via da Guau praticamente. Si questionata però non compariva, non bestiata a Pillo. Commenti che non ci viene. Commenti che non ci vesti, esattamente. Tu hai scritto un saggio, un libro, sa Domo da imprenta Condaghes, sa doppia avverta, Limba sarda e dipendenza dessa Sardegna uninforme. Voi è una doppia avverta? Per noi stabilità devo da incurare, però non c'è uso traballato in meta, ischianti accudio a questa conferenza aperta del Susardo che uso apparecchiato in Nuoro in 2017. Su titolo è venuto a Pillo da un gruppo, poi via uso in gruppo, su traballando in questa conferenza, in un gruppo di femministas LGBT, artistas puro che antinau che poi femminas proschettotto is impedimentos che esistono tipo Susardo vunt una doppia avverta. Poi a una parte è una avverta che pertocca da tutto il sardo, però le femmine sono un po' di bruso. E voi te questa cosa? Questa cosa è a pillo lavoro in circa sociolinguistica del 2016-2017 dei dati. Poi in Sardegna le femmine questionano pro spago susardo dei uomini, proschidotto in luogo alleno, in luogo pubblico.
E questo poi narrauso una femmina che cristiana in sardo non è via bene in meda, o meglio, non è via come in meda femminili. E via, Una forma di brigungia, vorrei essere. e via come una femmina non meda elegante. E dunque is femminas vunti spintas e medas de issa non tottas, però medas si convincenti che questione è su sardo e bregungia. In una maniera più sarta dei mascos, che già i mascos bregungia, però is femminas un pago de bruso, e dunque vunti obbligadas a si guai, non potenti fare in meda, non potenti fare in sarruga, in luogo pubblico, davanti per lo spago, insomma. Questo è statisticamente stato misurato, che davanti per lo spago, e questa spiegazione, secondo un meta femminista, spuro, è accappiata questa cosa, che le femmine sono assunte dessa gastiata dei uomini, sempre. Questo decidevo da tutti i studi, no? Vunti avverguate, controllate più dei uomini, e dunque come si bistinti, però come si gestionano il lavoro, si deve donare, insomma, si deve autodisciplinare più dei uomini. E questo è prodotto in sardo, già tenemos una condizione difficile come a sardo, poi in Sardegna, insomma, posso traballo, poi tutto su sceuso, a questo si aggiunge sul fatto che questa lingua nostra è stata avvia come una lingua di pago importo, che si deve di guai, eccetera. Poi questo la doppia aperta, non so che da può spiegare bene. No, dopo comprendo. I dati sono venuti sul 2016-2017 a Nauroi. Cosa punti cambiare secondo voi? Secondo me punti cambiare, poi la quantità di sardos che stiano comprendere sul sardo sta menguata, è proprio ticca, questo di sicuro. Su che già i dati sono venuti sul 2007 addirittura. Questa conferenza aperta via del 2017. Ma può comprendere. Noi siamo accanto sul 2027. Dunque, è un'altra, 10 anni, 20 anni, questa cosa per uso importo di questo studio, di tutto questo studio, non c'è questa grande inchiesta sociolinguistica fatta in epoca su presente tesoro, nella sua manco, è questa trasmissione intergenerazionale, cioè sempre per lo spago dei sardos e dei babus e delle mammas, ma pure dei zius, eccetera, che stiano in sardo e sfillus, e sfillas, sempre per lo spago, e questo è cambiato di sicuro, in negativo. In positivo è completamente cambiando questa situazione del sardo. Quando abbiamo visto narauso, in gonno della mazza, onde devo vivo che vi piedo, narauso, tutti che stiano a sardo, no? Tutti. Certo. Però sardo via da un dialetto, via da un marco di ignoranza, via da cosa di arriri. A scuola non si deve più fuori. A scuola a treppanta e spippiuso, questo decidevo tutto quando stiano in sardo. Devo mi ricordo, dovevamo l'unico a questione italiano, impari con un compagno, poi da babbo mio via sul dottore da Sabida. E tutti i compagni che stiano a sardo, e Savila poi entrare vestita dall'aula, via da Icci, prima ci via Deo e Satro che stiano italiano, a posto ci via figlio del dottore, sì, e figlio del segretario comunale, a posto ci via i VPS e a spipiedos. E grazie a Dio su mai stato che teneva si via bravo, non si attrippata, però insomma questa situazione è via difficile, in modo tutto cambiato. E ora su sardo per i torrenti a bivi sul numero di iniziative crescenti, c'è una sensibilità differenti, sa produzione di letteratura puro, è sempre per manna, così importante, ci sono trasmissioni in sa radio, in sa televisione nostra, in telegiornali, in sul cinema puro, e torrenti e come accendi a entrare su sardo. Una situazione nuova che era abbastanza per salvare questa lingua nostra, voi.
in sa musica pure. In sa musica, vai. Questo è importante. E poi su sardo si scrive, devono uscire, non tengo sa sfera di cristallo, però nessuno usciti, nemmeno sono usciti, come a patandare questa cosa. Di sicuro c'è una minoria attiva che si muovendi, e dunque c'è gente che questiona dei fili in sardo, gente che scrive, gente che si attoppia, gente che prova a questione in sardo in isattoppio, cioè è bello che ci sia musica, teatro, televisione, eccetera, però sta cosa che ancora non succede è quando andas a su barri o quando ti attoppi con uno che non conosci, mancai tutto su questionato su sardo, però in questa situazione questionato su italiano. E poi cambiare gusto, ci vuole di un cambiamento di coscienza, gente coraggiosa che provoca. Un'altra varia generazione, sì, forse. Sì. No. Una scelta. Su cambiamento non è previsto, potete arrivare improvvisamente. Ah, tutto una botta, 10. Io sono figlio dei anni 70 e ci credo ancora in questa cosa, no, su cambiamento potete arrivare e manco sindacattauso. E c'è tutti i linguisti, i scrittori, gli esperti, che su sardo dove danta ruschetto beccio su e spipioso non vuoi danta su sardo e dunque sa rischio è che sa lingua risparessi può usare vai tocca ragalincuno tocca a imparare su sardo in isi scuola è una proposta difficile complicata come si vuole imparare su sardo in isi scuola galincuno non era giochendi in senso vai teatro, poesia, letteratura, proprio più. Porresti una soluzione? De sicuro, tutto gusta sa potente soluzioni. Sì. Devo creare me che devo castigare gli altri. In questa situazione nostra esiste in un montone di logos, cioè è una lingua, come si narra in inglese, endangered, che sta sperdendo. Si vede, prima di tutto, su sardo deve essere lingua veicolare, in simparo, di quale sia materia, o di una parte manna di materia, a maniera che i spippielli si abituino a questionare, a rispondere, a non pensare tanto a su sardo, ma a sa geografia in sardo, un esempio. Questa è una maniera. Devo creare un meta in importanza su teatro, proprio poi noi teniamo un blocco. Tocca da noi un'altra cosa pure, cioè non si usa più in 800, in mo c'è internet, poi noi c'è Duolingo non esiste in sardo. Ci vuole poco trasto su può imparare su sardo in internet e questa maniera sempre più diffonda di imparare su sardo e di imparare in lingua in maniera generale è culta. Con un'applicazione su telefonino. E poi tornare su telefonino non ci vuole correttori, ma è stato recentemente bogato sul sito della regione. Ci via da uno correttore e tanti bogato, ci via da uno dizionario e tanti leao. Insomma, questa cosa non è bella che ha fatto questa regione sarda. In Catalogna, c'è uno traduttore che si narra Apertium, a onde c'è su sardo. Se vosaltros andate in sul sito del governo catalano, che si narra da Generalitat, vosaltros agattate su bottoni con Apertium, no? Che è uno traduttore poi in lingua minoritaria. E dopo tu potete imparare. Ma questa regione in Sardegna non è meta cosciente. In Capasa, ho sempre pensato che i che comandano in Sardegna sono stati selezionati inversamente. E stanno prospago fonti sardofonos o prospago quanta sa sardofonia, proso uno è accettato in elite locali che e fare carriera ora. Esattamente. Dunque, poi è sempre una materia folclorica, no? Devago un collettivo di informatici che insegnano lavoro in università,
ha fatto, non mi ricordo più su Calidrasto, mi pare di questo Apertium o un altro, e un giornale sardo ha fatto un articolo con questa fotografia con un pastore che, su ballo sardo, no? Con tutto questo rispetto, no? Sempre su sardo deve essere folclorizzato, non c'è mai questa idea che sia da un patrimonio culturale in mano, dedotto, eppure da questa gente che non lo questiona. È un patrimonio dell'umanità, come in ogni lingua, è una lingua antica, ma che tiene di più di 1000 anni, è stata scritta per 4 secoli come in lingua ufficiale. Insomma, è un patrimonio nostro che uso elaborato collettivamente e ci vuole in politica. Poi, la politica può funzionare o non può funzionare, questa è un'altra questione. Però, magari in una parte tocca ricominciare. Questa scuola è in Portumano. Alessandro, siamo spacciati su tempo. L'ultima pregunta, 30 secondi, su quali punti progetti sotto posto 2025, direi che l'incuno. Il progetto dopo sul 2025 dopo già in nao, cioè cominciare questa circa a pizzo sul rapporto entre informatico e la lingua sarda. Avete dunque il risultato di questa circa. Torro, grazie a Diarero e Alessandro Mongiri per questa partecipazione. Se acabbiamo in voi, ti torro grazie per la vostra attenzione. Si bievo, si intendeva, e si edizione che bene, un saluto a tutti. Grazie a voi, pure.